Buona giornata, benvenuti, bentrovati. Primo nostro appuntamento della giornata con l'informazione, in questo caso giovedì 8 agosto 2019. I quotidiani da esaminare per voi sono il Gazzettino, la Tribuna per quanto riguarda le prime pagine, le cronache nazionali ed internazionali, poi ci inoltreremo in Regione Veneto e provincia di Treviso, sempre grazie ai due nostri quotidiani. Concluderemo con un'occhiata alle zone di competenza di www.venetoglobe.com che sono Conegliano, Vittorio Veneto, Quartier del Piave. Per quanto riguarda lo sport, titolo e titoli dalla Gazzetta e poi naturalmente lo sport locale da Tribuna e Gazzettino. Andiamo a cominciare con la prima pagina, vedete, del Gazzettino di oggi. Apertura, scelta su case popolari, tutti gli affitti scandalo. Ne parlavamo ieri e lo scandalo veramente continua. Provincia per provincia, l'elenco dei furbi dell'Ater, canoni irrisori ma ricchi conti in banca ed immobili. I casi sono decine, Belluno solo 10 euro per 75 metri quadri, a Venezia 80 euro e un tesoretto da 800.000. Queste sono le vergogne alla italiana. L'intervista, Speranzon, già fatte le prime segnalazioni alla magistratura. Sì, ho segnalato alla magistratura alcuni casi singolari di inquilini. Stiamo parlando di una decina di posizioni. A parlare è Raffaele Speranzon, presidente dell'Ater di Venezia, che ha avuto soltanto adesso questa bella idea, negli altri anni invece sapeva tutto, ma andava bene così? Questa è la domanda che insomma i cittadini si fanno. Per quanto concerne le altre notizie, i richiami sono sempre in prima. A Mogliano travolta sulle strisce in fin di vita una 19enne, il personaggio, il signore dei diamanti, così indago i segreti della terra, a pagina 15, e poi, ormai questa è la notizia del giorno, della serata di ieri, Lukaku è fatta all'Inter per 65 milioni più eventuali bonus, mancava qualche bonus insomma da dare sui 65. Le idee dai giallo-verdi ai verdi-gialli, cambio di pelle prima del voto, è l'editoriale di Alessandro Campi questa mattina sul Gazzettino, che va poi a continuare a pagina 23. Ieri è successo di tutto, ma comunque nulla di irreparabile, se lo leggiamo con occhi ormai avvezzi da oltre un anno a questa parte, ad uno scenario in cui sono saltate tutte le vecchie e sagge regole della politica. Inizia così il fondo di Alessandro Campi, che va a continuare a pagina 23, sempre del Gazzettino. Fotografia in primo piano ed è proprio Toninelli alla Camera. No, Marghera, grandi navi, Chioggia o Lido? E poi TAV, maggioranza spaccata, Salvini, via 3 ministri del Movimento 5 Stelle, l'ultimatum della Lega, maxi rimpasto e nuovo programma. Il retroscena evidenziato in questo riquadro, Movimento 5 Stelle mette Di Maio sotto assedio addirittura, non si può cedere su tutto, i 3 ministri sono troppi, Luigi Di Maio non chiude la richiesta di rimpasto dei Matteo Salvini, ma 3, ecco, tutti Movimento 5 Stelle sono un po' troppi. Ha risposto all'ancora per poco, punto di domanda, alleato, non proprio una difesa granitica di Toninelli, 30 e Costa, questo per quanto riguarda questo caos che si aprirà su questo retroscena. Pagina 7 del Gazzettino di oggi, ma un po' su tutti i quotidiani è l'argomento di giornata. Vendemmia, si comincia a parlare di vendemmia, di vino, ormai ci siamo, vendemmia record, tra 10 giorni si inizia nel nostro Veneto. E poi la storia, tiramisù sulla bocca di tutti, certificato in 23 vocabolari, scrive Elena Filini questa mattina in prima e 11ª pagina del Gazzettino. Do you speak tiramisù? Se a livello linguistico l'Italia deve inchinarsi ad idiomi globali, nella lingua del gusto non c'è traduzione che tenga, insomma tiramisù si chiama tiramisù in ben 23 vocabolari, meno male. Tribuna
con questa apertura di pagina dedicata all'aeroporto. Sceglie un'apertura che è locale, che è provinciale. Aeroporto, schiaffo del Ministero a Comune e Regione, sì ai voli su Treviso, accolte le osservazioni ma un quinto dei decolli sarà sopra la città, stabilite 13 prescrizioni, giunta Zaia assente alla seduta decisiva. Questo per quanto riguardava le principali, o meglio la notizia principale di oggi. Lega e Movimento 5 Stelle divisi sulla TAV ed il governo sprofonda nel caos. Il Carroccio vota la mozione del PD per il sì all'opera, vertice tra Conte e Salvini per evitare la crisi e sembra ci sarà rimpasto. La grandine flagella gli agricoltori. Il prezzo del prosecco sembra essere in forte calo. Il maltempo ha flagellato ancora la Marca e i vigneti, nonché il mais da nord a sud e da est ad ovest, grandinando su raccolti, auto e coperture di edifici. Non sono stati risparmiati i vigneti, alla vigilia della vendemmia, si fa per dire, stabilito il calendario della stessa, mentre i prezzi dell'uva sono previsti in calo. È gravissima una ragazza travolta sulle strisce, vedete l'articolo che compare qui quasi a chiusura di pagina, lotta tra la vita e la morte in ospedale, la ragazza di 19 anni investita da una vettura mentre attraversava la strada sulle strisce a Mogliano. Testimoni raccontano di aver visto il suo corpo volare a 2 metri all'altezza in posizione quasi verticale prima di piombare sull'asfalto. Il conducente dell'auto che l'ha investita, completamente sotto shock e visibilmente scosso, ha detto di non averla proprio vista. Maxi multa da 47 milioni alla Progest di Zago, accordi sui prezzi del cartone. E poi lo spritz scontato, sì, è bella tra virgolette insomma questa notizia, ma fa sorridere perché rubavano l'Aperol, birre ed altre bevande per cederli ai bar della Movida dello spritz. 4 magazzinieri scoperti e denunciati. In pratica che succedeva? In qualche bar dove veniva fornito questo Aperol gli spritz erano scontatissimi. La polizia si è un po' insospettita ed ha scoperto che in effetti potevano fare ciò perché tutto era rubato. Annullato nel 2019 il Toti del Monte, Treviso rimarrà senza lirica, salta il Toti del Monte, il concorso internazionale per cantanti lirici intitolato al grande soprano di Mogliano Veneto, è stato sacrificato nella difficile rivoluzione gestionale del Teatro del Monaco di Treviso. E poi cultura e spettacoli ancora, con Tempere di Canova, dopo il restauro tornano a Possagno, tornano alla Gipsoteca le 34 tempere di Canova e nel loro massimo splendore tra l'altro, grazie al restauro con il contributo del Museo Archeologico di Napoli in occasione della mostra su Canova e l'Antico. Le tempere sono tornate a casa al top della forma, ha detto il direttore Mario Guderzo. Apriamo e sfogliamo insieme le pagine per quanto riguarda la Tribuna di Treviso. Se ci portiamo, eccola qua, sulla regione, vedete, allora, eccola qui, quarta corsia della A4, CAV accelera, entrerà nel piano economico, il corridoio autostradale è sempre più sotto pressione, la Presidente Serato dice che questo è un intervento prioritario. Altri dati, Brescia-Padova, vedete, flussi a più 2,2% e sulla A31 schizzano addirittura di 7 punti. Sanità, Mantoan guarda al Friuli mentre i conti chiudono in utile. E poi Moretti e Coletto, tutti e subito il Ferrofini li ha già rimborsati. Questo per quanto riguardava la regione. Per l'economia del Veneto, i fulmini dell'antitrust sul Progest, in arrivo una multa per Zago di 47 milioni di euro. Le nozze contestate, Monsile, soci in rivolta contro la fusione, CDA spaccato in due, i membri storici diffondono la bozza dell'accordo con Pordenone, sede trasferita addirittura fuori regione. E siamo sulla provincia.
La provincia ha scelto di aprire quest'oggi con un colpo di scena, e cioè legittimi o legittimando, se volete, i voli su Treviso. La via salva i 2500 decolli sopra la città. Il Ministero recepisce le indicazioni della Regione del Veneto, ma conferma la ripartizione fra Quinto e capoluogo. Insomma, può risultare una beffa per il sindaco Mario Conte. Eccola qua la notizia su cui sorridevamo prima, no? Ma c'è poco da sorridere, insomma, perché qui c'è un furto alle spalle. Spritz low cost, ma l'Aperol era rubato. Denunciati in 4, magazzinieri ed autisti sottraevano bancali di alcolici per venderli poi ai bar, che facevano prezzi stracciati, naturalmente, visto che i costi erano decisamente più bassi. Andiamo ancora a scoprire le pagine della Tribuna sulle zone di nostra competenza. Allora, continuiamo a parlare qui della vendemmia, che parte più tardi. I prezzi dell'uva sono in discesa, purtroppo il Consorzio conferma lo stop da questo mese dei nuovi impianti di vini DOC. L'uva Prosecco scenderebbe ad €1 al chilogrammo, 50 centesimi in meno del 2018. Ladri di elemosine a segno 2 volte, succede a Farra di Soligo. Addio a nonna Rina Mazzer, aveva 102 anni, è morta a Soffratta di Mareno di Piave. La solidarietà dei colleghi e la famiglia di Bassirou, questo per quanto riguarda la morte del loro caro, e la precisazione da Refrontolo, l'ex sindaco e la conferenza sui pluviometri del Lierza. C'è una precisazione. Andiamo a Follina, o rimaniamoci a Follina, perché si parla di rifiuti e degrado lungo un sentiero. Guardate il degrado con tutte le bottiglie di birra e qualcos'altro lasciate lì, come se la cosa non fosse sua o propria. Disertò il corso antiviolenza, Rizzo bocciato dagli psicologi. Sono state chiarite le motivazioni della richiesta respinta di affidamento ai servizi sociali. A differenza di loro, il coneglianese non può ottenere le misure alternative. Andiamo sotto qui nella pagina dedicata a Conegliano, ci porta a Codognè, dove Codognè e il ricordo di Marcinelle. Ci sarà un cippo in onore di Mario Piccin. Oggi il 63esimo anniversario della tragedia della miniera in Belgio. La sindaca Tommasella di Codognè dice: non dimentichiamo il nostro concittadino. Questo per quanto riguardava Conegliano. Subito su Vittorio Veneto, la pagina è tutta per il delitto di Serravalle. Hanno soltanto creduto, guardate il titolo, hanno solo creduto di averlo ucciso. Vai è stato stroncato dopo un attacco epilettico. La ricostruzione della difesa, lite scatenata dal fatto che lui pretendeva di essere lavato dopo un episodio di incontinenza. Questo è Paolo Vai, la vittima. Le due donne sono in cella per omicidio, sono Patrizia Armellin ed Angelica Cormarci. Il sopralluogo di ieri si è protratto dalle 9 alle 14 sul posto legali e consulenti. Questo per quanto riguardava la Tribuna di Treviso. Andiamo sulla prima pagina del Gazzettino. Prima pagina del Gazzettino che apre con Casater, Maricchi stanati i furbetti, insomma. La commissione tecnica che deve esaminare i casi più eclatanti si è già messa al lavoro, c'è tempo fino al 30 di settembre. La foto è dedicata al maltempo, un'altra tempesta, la Marca è stata devastata, anche ieri notte super lavoro dei Vigili del Fuoco a Mogliano e a Preganziol, Loria e Castello di Godega flagellati dalla grandine, numerosi gli interventi a Villorba, a Tarso, a Mareno, a Conegliano e a Cappellamaggiore raccolti, l'80%, l'allarme di Condifesa è fra agricoltori e viticoltori e boom di polizze. Falciata sulle strisce, 19enne in fin di vita, dramma sul terraglio a Mogliano, la ragazza ha attraversato con le cuffiette addosso. Morto a 2 mesi, l'autopsia non fu il vaccino, la conferma è giunta dall'autopsia, il piccolo Jérôme non è morto per la vaccinazione di poche ore prima, ma è un caso di morte bianca, di morte in culla, come si chiama.
Susegana, 2 scosse nella notte di origine naturale, una leggera scossa di terremoto martedì sera alle 20:53 ha dato attimi di ansia, ma la piccola scossa tellurica ha sfiorato appena i 2 gradi di magnitudo della scala Richter e poi ne è stata registrata un'altra, insomma, nella notte, ma è tutto di origine naturale. Le anziane scippate, nell'Interland ora è allarme per questi fatti e scivoliamo sul finale di prima pagina a Canova. Canova è l'aeroporto di Treviso, il master plan passa l'esame con un giallo però e ce lo spiega il collega Calia a pagina 8 del Gazzettino di oggi. 4 denunce, ritorniamo sugli spritz in offerta a prezzi stracciati, stroncata la banda che riforniva 2 bar. Ecco, questo per quanto riguarda, ecco come si fa ad avere gli spritz scontati, no? Perché molte volte sono spritz che costano veramente anche troppo, quindi, però questo non è il modo giusto per farli pagare meno. Andiamo su Conegliano, vi dicevo, bimbo morto a 2 mesi, l'autopsia non fu il vaccino, l'esame conferma le prime ipotesi e un chiaro caso di morte in culla. Stallo su Metropark, Chies assicura nessun ritardo per via Vespucci, il primo cittadino dice troveremo un accordo con Ferrovie. Bisogna trovare un accordo con Ferrovie perché, ripeto, come dicevo ieri, questa è un'altra delle vergogne coneglianesi, questa via Vespucci finita, terminata, pronta, ci dicevano che sarebbe stata la soluzione di tutti i problemi del centro città di Conegliano, della viabilità, e siamo ancora ad aspettare. Clara Vazzolera accusa, stanno uccidendo i miei gatti, e questa è l'apertura di pagina Susegana Conegliano Cison, ne ho trovati morti una decina sul prato, temo sia un dispetto, forse lo temiamo anche noi. È operativo lo sportello contro i pesticidi a Cison di Valmarino e poi c'è il no al decreto sicurezza con Facebook che oscura il post. Il social cancella l'invito di Breda a firmare una petizione. Intanto le RSU Electrolux scrivono a Mattarella e lo invitano. Andiamo, vi ricordo questo perché riguarda ancora le vie di Conegliano, vie Manin e via Monticano, rimarrà chiuso per 16 giorni l'incrocio appunto tra le vie Manin e Monticano. La città si svuota per le vacanze e si sta lavorando all'incrocio semaforico con qualche problemino, dobbiamo essere sinceri, però insomma si lavora e l'incrocio sarà così per circa 16 giorni. Omicidio Vai a Vittorio Veneto, 2 ore di sopralluogo, accertamento tecnico irripetibile dei carabinieri del ROI. Nell'abitazione si cerca di capire dove è stato ucciso il 57enne. Ancora, no, ci fermiamo qui per quanto riguarda Vittorio, sì. Questa ultima notizia, se volete, che abbiamo già visto ieri, erba alta nei cimiteri, proteste dei cittadini, il comune dovrebbe intervenire e interverrà. Lo sport, subito cominciamo dalla provincia. Stronger Together, questo è il titolo così scelto per la campagna abbonamenti dei Leoni del rugby, più forti insieme. Il Benetton ha lanciato la campagna abbonamenti per campionato e coppa, si comincia il 26 agosto, è stato scelto questo motto Stronger Together per richiamare i tifosi a sostenere sempre di più la propria squadra. Il pubblico sarà il nostro 16° uomo, dicono il presidente Zatta e Fabio Rigoletto, responsabile commerciale del Benetton. Attenzione perché sono arrivati i calendari, o meglio i gironi, e allora dilettanti in 80 al via, ne parliamo nello spazio sportivo, quello consueto nostro, sempre sulla web tv www.venetoglobe.com e anche naturalmente sul digitale terrestre su Caffè TV24 ogni sera alle 19:40. Daremo un'occhiata questa sera già ai gironi che sono stati fatti per quanto riguarda il calcio. Per il calcio l'amichevole che ieri ha visto il Treviso giocare contro la Baby Samp, la primavera della Sampdoria diretta e guidata in panchina dall'ex Treviso Cottafava, il Treviso ha vinto per 1-0 con il gol del solito Morbioli.
Imoco, esordio con le ex, è uscito anche il calendario della Serie A1 di volley femminile e allora prima giornata l'Imoco Volley Conegliano sarà in casa al Palaverde, indovinate contro chi? Saugella Monza, quindi ci ritroveremo con le giocatrici, con le ex che sono andate appunto alla Monza, e cioè Danesi, Ortolani e Scorupa, quindi un bell'incontro sicuramente. Purtroppo non ci sarà il tecnico che ha trovato una morte anticipata, inaspettata un paio di mesi fa ed è stato sostituito chiaramente. Un ricordo anche per lui, un argentino dal grande passato dal grande passato appunto come allenatore ma anche come giocatore di pallavolo. Diamo un'occhiata sulla prima pagina dello sport della Tribuna che è occupata dal calendario dell'Imoco e poi dalla notizia di Lukaku che va all'Inter, ma questa la riprendiamo poi. L'Unione fa la forza, il Benetton chiama a raccolta gli abbonati, si parte con gli abbonamenti, 80 squadre in cerca di gloria, il Giorgione emigra nel girone ovest, sono un po' i commenti dei calendari, o meglio dei gironi che sono usciti. E allora, titolo e colori come ci ha abituato ormai la Gazzetta dello Sport, titoli che sono tutti per lui, gli hanno già, così con un fotomontaggio, gli hanno già messo la maglietta dell'Inter, superata la Juventus, comunque è arrivato ieri sera già a Milano, superata la Juventus, Inter, Lukaku è tuo, questo è il titolo della Gazzetta. Allo United vanno 65 milioni e 10 di bonus, è l'acquisto più caro della storia nerazzurra. Oggi a Milano visite mediche e adesso tutto su Dzeko. Qui Belotti-Zaza, c'è la coppia del Toro per continuare a volare in Europa, gioca questa sera, terzo turno, preliminare in casa contro il Soligorsk, si gioca alle 21 la partita trasmessa su Sky. Dybala no al Tottenham e c'è un braccio di ferro con i bianconeri, non se ne vuole andare Dybala. Modric, lo stop di Boban, ora impossibile, dice, ma se Gigio se ne va e Gigio è Donnarumma, potrebbe succedere che Modric possa passare al Milan. Bene, è tutto per quanto riguarda questa nostra prima edizione dedicata all'informazione, alla rassegna stampa dei principali quotidiani del giorno. Noi ci risentiamo domani.